Grazie. Grazie all'ingresso, hai visto la gente come mi fermava? C'era un macello. Ti ha fermato, t'ha Gente detto- che viene qua. Ti hanno chiesto se potevi spostare la macchina, ho visto io all'ingresso. No? Camera centrale ha questa voglia di scherzare Ah, è perché vero, hanno detto sta c'è passando un camion. quel la sposti la tantino di macchina. invidia c'è da parte sua Ma che in che nonostante senso? Ma sia no. una bella donna poi fermano Ma ti me. voglio bene io, Lasciamo non è stare, vero, lasciamo, che stendiamo, invidia. stendiamo un velo fetoso di questo, guarda. Allora, oggi parliamo di che cosa? Che ne so. boh. Se tu vedi della carne macinata, delle sarde macinate, del pollo macinato, che pensi? Hamburger. Esatto. Oppure Ah, polpette. polpette. E faremo le polpette. polpette alla norma, Ah, rispettando la buone. tradizione catalanese. Il polpetto di pollo, l'ardellato, Polpette di pollo. Che... polpetto. Le polpette, come parli? No, Parla bene. è polpette. giusto, no, siccome è fatto solo con il petto di pollo, è polpetto. E poi, cara camera centrale, E ci risiamo. andremo a vabbè. cucinare tutte queste belle cose. Ok. Allora, diciamo come le preparazioni come vanno. Come vanno, come vanno? Esatto, prendiamo le sarde. Dai, ma dillo che l'altro giorno Dicia- ti ho chiamato per fare le polpette morbide. È vero, le ha fatte Raccontalo. morbide, le ha fatte morbide. Va bene, lasciamo stare. Allora, andiamo dal nostro pescivendolo Sì. e gli chiediamo delle sarde. Delle sarde, Queste ok. sarde ce le facciamo diliscare. Sì. Lo sai che vuol dire diliscare? Levare la lisca. E la lisca che cos'è? La cosa, La cosa là. Va bene. E poi noi dobbiamo andare a togliere la codina, così. Ok. La dobbiamo togliere, così vedi, tac, la stacchiamo. Stacchiamo anche, mi hai preso uno sperucchino per favore. Certo. Stacchiamo anche questa spina centrale così, va bene? Facciamo questo lavoro, lo dobbiamo fare per tutte, così. E se glielo chiediamo al nostro pescivendolo, ce lo fa. Questo lo fa perché le ho pulite io, per cui Ok. va bene. Dobbiamo continuare a fare questo lavoro per tutte, già queste sono fatte. Sì. E sai che cosa facciamo? Che facciamo? Prendiamo una boule, mettiamo queste sarde, Sì, così, ok. vedi, così. Tu gentilmente, dato che io ho le mani un pochino sporchine e me le vado a Che lavare, bisogna fare? Che devo fare? mi devi gentilmente, dentro il cassetto alla tua destra, c'è il primer alla tua destra. Ah, c'è Hai il fatto coso? il militare tu? No, per questo non sai qual è la destra e non è la sinistra. Capito? C'è Ok, il mini primer. mini pinner. Primer, lo montiamo, ce l'hai fatta? Sì. Ce l'ha fatta. Attacchiamo la spina del mini primer e andiamo a... Guarda che facciamo, prendiamo questo composto qui, Sì. gli mettiamo dell'olio, così, Quindi, mettiamo del sale. le alici belle pulite. Non sono alici, Le sarde, sono sarde, le sarde, stiamo le sarde, attenti. le sarde, Un ok. poco di parmigiano. Mettiamo un uovo. Quindi sarde ben L'uovo. pulite, mi raccomando. Abbiamo detto togliere la lisca, la codina e la... Esatto. Cos'era? Come si chiamava quella? La spina centrale. La spina centrale. la- Poi abbiamo aggiunto del sale, del pangrattato, adesso Esatto. l'uovo, prezzemolo e Prezzemolo. sale. Quindi le abbiamo, Così. diciamo, insaporite per bene. L'uvetta passa, ci va tutto, queste cose Ok. qua, un po' di pinoli glieli mettiamo, me ne dai un po' di pinoli. Eccoli qua. Metto io? Va bene? Allora, l'uvetta passa, non l'avete vista, perché non l'avete vista? Perché? Perché Che non ce la ce siamo l'hai? dimenticate. Però ci va. Va bene. Allora, voi state vedendo che ho messo i pinoli prima della frantumazione. E l'ho perché? fatto di proposito, così Perché il così sapore si spande. rimane- E cominciamo a fare questo lavoro. Così. E frulliamo per aggiungiamo un po' di pangrattato, ci fermiamo qui e lì c'è il composto già Ah, fatto. ok, va bene. Per cui io mi sposto con questo. Abbiamo fatto vedere come si faceva, ma siccome noi abbiamo Ma lo abbiamo problemi, fatto. Allora, problemi di tempo, lo abbiamo l'unica già cosa fatto. che non avete visto è il pangrattato, che chiaramente lo fa diventare un po' più Certo, duro infatti, poi, no? l'uvetta sultanina che gliel'abbiamo Quell'uvetta messa sultanina qui. che ce la siamo scordata, che ci Però fa? qua Che c'è, ci fa? Non qua ci fa c'è, niente. nel preparato c'è, L'avevamo nel messa già preparato prima. c'è. E Allora, cominciamo a fare le polpette. Ah, c'è la cosa quella Esatto, dell'olio, delle mani esatto. con l'olio. La mano con l'olio è Di- essenziale perché eh. ti permette di non appiccicare. Io l'ho fatto anche a casa questo, sai? Dammi un piatto, non lì dove ci sono le lische, prendine un altro. Sì. Ecco Un qua. altro così e andiamo a Allora, fare e delle come le fai? polpettine. Piccoline le fai? Giuste.
della giusta misura. Così. Dai, non ti sporchi No, le dai, mani. ti faccio dai. io, dai, ti aiuto. Vero? Sì. Incredibile, con la sarda. Pensa un po'. E pensa un po'. Allora, E facciamo queste polpettine così. Impastatele bene. Se dovessi sentire nel palmo della mano qualche Cosa? spina, ti preoccupi di toglierla, ok. giusto? Come hai visto ho messo 2 padelle, perché siccome dobbiamo fare delle polpette di carne pure, se ci mettiamo le sarde nell'olio Non le diventa un po' un mischiamo, problema. certo, perché poi si mischia il sapore del, Brava. del pesce. Il pesce con il pesce, la carne con la carne del sì. pesce, la carne con la Oppure puoi fare polpette Maria Monti. Esatto. Basta che non facciamo polpette Mario Monti, che è un'altra cosa. Andiamo a controllare. L'olio già ci siamo, sai? Per cui, Pronte? sì, ne facciamo un altro poco. Così. Vai la mia Desiree. Lo faccio ancora? Non perdere l'uvetta che è importante. Non la perdere. Dai, come mi sto comportando? Benissimo, Come stanno belle, venendo? grossolane, fantastiche, dai. Così, diciamo. Così, se hai bisogno di ungerti ancora le mani, va bene, abbiamo finito, dai. Questo impasto è Io proprio mi rustico. passo di... come dire. la sarda, la nostra saitazza, Eh, che è più usata nel palermitano, perché qui si usa molto di più l'acciuga. metto? Attenta a non bruciarti. Quando la metti compattala sempre. Compatto sempre. Le Sempre. mandiamo in frittura con abbondante olio di semi, Esatto. come facciamo sempre Brava. le nostre fritture. Quando è necessario l'olio di oliva, però usiamo anche l'olio di oliva. Togliamo questo e quello già è in frittura. Ci laviamo Quello le mani già, ecco, mentre frigge guarda, mi do e una sta sciacquata andando. anch'io. Nel frattempo, Sì, nel frattempo che facciamo? nel frattempo cosa abbiamo fatto? Abbiamo fritto delle melenzane. Ok, Va bene che sono qui. Abbiamo messo della pura salsa di pomodoro ok. e abbiamo creato quel famoso roux. Ah, Capito? ritorno Abbiamo al roux. messo la farina nelle melenzane, abbiamo aggiunto il sugo e si è ristretto così. E si è ristretto. Perché sarà il ripieno delle nostre polpette Alla alla norma, norma. Così ok. rispettiamo la bella tradizione catanese. Allora, quindi la questo- pizza, la pizza, dammi la pizza, la pizza, prendi la pizza, sempre, niente, sempre, volevo sempre. spiegato un attimo meglio che Prendi la questo- pizza, sempre, sempre, cos'è, sempre. le melenzane fritte fatte con Melenzane fritte col sugo Vabbè. e ricotta e salata. ricotta salata. Perché la norma è in Siandio. Certo, Se la norma non c'è la senza ricotta salata, non è norma, che ricotta chiaramente. salata è. Ora, appena queste saranno belle fritte, sono già belle dorate. quasi, dobbiamo aspettare un Ok. altro pochino. Allora, abbiamo fatto questo lavoro, Allora. questo è il ripieno. Andiamo a preparare queste polpette, questo è un ripieno di carne. Sì. Già c'è l'uovo, Sì. parmigiano, pan grattato Sì. e un po' di cipolletta, capito? Un poco di guarda, cipolletta. facciamo questo lavoretto così, prendi un cucchiaio, Sì, prendi un cucchiaio, eccolo qua. prendi un cucchiaio, l'hai preso? Guarda, L'ho preso. vedi il composto come è bello, bello cremoso? Eh sì. Lo andiamo a mettere dentro così e chiudiamo. Ah, quindi una vuoi bella fare? polpetta bella importante. La potremmo chiamare una rampetta, Perché mezza no? arancino e mezza Ah, polpetta. vero, perché no? Sì. Una rampetta. Allora, quindi facciamo un buco al centro. Nel frattempo che tu fai questo, mettine un po' di più, io tiro fuori queste polpette. Dai, tira fuori che sono pronte, belle dorate le nostre polpette di pesce. Di sarde. Tu lo sai che la sarda non è un pesce, E che cos'è? una nata in Sardegna. Scusa, a me, aspetta, no, perché... La sarda non è un pesce, che è una nata in Sardegna, camera centrale, questa è meravigliosa. Nel frattempo a me mi si è bucata la polpetta. Esatto. Proprio, non ti preoccupare, sto cercando di... Arripizza, arripizza. Ah, Ecco qua. va E bene. qui abbiamo fatto le Guarda, ne bellissime. faccio un'altra quasi Vai, quasi. vai. Ti do una mano, oggi ti voglio Sì, aiutare. sì. Tu sei un po' come il metano. Cioè, È il metano, ti ricordi la pubblicità? Il metano ti dà una mano. Ti ricordi?
battute solo, ragazzi. Allora, queste qui mentre le abbiamo fatte, Cioè, paragonare me al metano, che ti dà una mano. non lo so. E ora finiamo questa, mi dai un poco di questo. Non posso mettere, cioè, capito come? Le proporzioni Perché non in mi cucina, riesce a perché me? le proporzioni in cucina sono importanti, perché tu devi sentire lo spessore nelle mani, Non mi capito? viene bene, ragazzi, questo. Capito? Può capitare che ne Anche devi a te, aggiungere vedi, un pochino, allora, certo. potrebbe essere, dai, non Dai, sono proprio dai, scarsissima. No, dai. Ecco fatto. Abbiamo fatto questo. L'olio qua ci frigge. L'olio ci frigge. Che ci fa l'olio? Ci frigge. Ci frigge e noi andiamo a mettere i porpettine. Le porpettine Va le andiamo a bene, questa è un po' mettere. più grossa, però va bene. Basta, Ho fatto un'altra? No, va bene, Va bene così? Ok. Sì. E voilà. E le lasciamo friggere. Nel frattempo che togliamo Nel questi frattempo- ingredienti qui, Allora, senti, ma quello era tritato di pollo? Quello no, cos'era? quello era tritato di vitello, Tritato di di bovino. vitello, che l'hai condito come si Queste fa sono generalmente sarde, sì. col tritato. E ora dobbiamo fare una cosa, guarda, dobbiamo fare un trito di cipolla. Sì. Molto trito. Molto piccolo. Tritiamo. Allora, Allora, nessuno